Grazie Lucio Zanato. La notizia che arriva da Rovigo, Zecchinelli, in qualche modo la vorrei anche riprendere con lei, nel senso che ci sono i comuni ricicloni come ci sono anche aziende, no? Riciclone, perché sappiamo che la tassa sui rifiuti è un capitolo di spesa molto alto anche per chi fa impresa qui sul territorio. Questa, come abbiamo parlato di tante altre tasse che colpiscono la produzione industriale molto più che in altri paesi, creando una sorta di concorrenza sleale anche all'interno dell'Europa. Io so che lei è arrabbiato per questo, perché poi alla fine le associazioni di categoria devono fare anche questo, no? Devono far sentire la loro voce per provare a far cambiare le cose. Sì, senz'altro una delle caratteristiche delle associazioni di categoria, insomma, come gruppo di interesse omogeneo, così come corpo intermedio, come si definiscono tecnicamente, hanno proprio la vocazione della rappresentanza. Proprio perché in questo paese, diciamo, la parte produttiva di questo paese storicamente si è sempre fatta sentire poco. Questo a mio parere è legato al fatto che il peso dell'industria pubblica, anche manifatturiera, è un peso importante e quindi anche nell'ambito delle associazioni di categoria, non è il caso nostro, ma insomma di altre associazioni, insomma, il peso del pubblico è molto importante, quindi chiaramente l'industria pubblica per vocazione ha un allineamento con quello, insomma, che è la linea governativa, che senz'altro, insomma, per carità, è giusta, ma può anche sbagliare. Riguardo al tema dei rifiuti, riguardo al tema di tutte quelle che sono le tassazioni legate a questo, l'unica cosa certa, che è un ulteriore elemento di preoccupazione degli imprenditori, è che queste aumenteranno. Quindi si andrà verso un sistema in cui ci saranno delle penalità molto forti in relazione per esempio alla cosiddetta impronta carbonica, cioè all'emissione di CO2 che avranno le produzioni, e questo diventerà sempre più stringente. È per questo, insomma, che il ministro Urso recentemente si è appellato alla Commissione europea per una revisione di questo tipo di tassazione legata alle penalità. Per invertire la rotta, Presidente, servono nuove politiche di incentivi per la produzione e anche appunto per l'elettrico, per questa famosa transizione, altrimenti non si va da nessuna parte, è chiaro? Le politiche di incentivo sono essenziali. Le politiche di incentivo sono essenziali e devono avere due requisiti di base. Uno, non devono essere, come ho già detto, estemporanee, cioè devono far parte di una programmazione industriale sulla quale questi incentivi poi si vanno a legare e si saldano. E l'altro elemento è che devono raggiungere veramente lo scopo per cui sono fatti. Per cui mi richiamo al tema degli incentivi sulle auto elettriche. In realtà l'incentivo sull'auto elettrica ha costituito, tra virgolette, un extra profitto dei costruttori, e questo andava esattamente nel segno opposto, cioè l'obiettivo degli incentivi era far transitare il consumatore dall'auto endotermica all'auto elettrica, e questo non si è verificato perché l'effetto dell'incentivo è stato annacquato aumentando artificialmente il costo del veicolo. E quindi è importante anche non solo una politica decisoria intorno all'incentivo, ma anche capire se la sua finalità è effettivamente quella per cui questo incentivo è stato ideato. Presidente, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a Marco Zecchinelli con noi. Il focus sull'automotive che sta trascinando con sé in qualche modo anche la crisi, insomma, del settore manifatturiero di alcune aziende del territorio. I dati in questo momento sono in negativo, stanno aumentando le ore di cassa integrazione, serve una svolta decisiva. Insomma, lei è venuto qui anche per gridarlo, possiamo dirlo, a voce alta. Certo, no, senz'altro, col sorriso, ma insomma, diciamo un po' arrabbiati. Grazie a Marco Zecchinelli, Presidente Confapi Venezia.